A tutti voi buonasera, è davvero un piacere ritrovarvi qui, quindi vi do il benvenuto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ci ritroviamo qui per la premiazione dell'economia e dello sviluppo del territorio della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Manifestazione questa che si è consolidata nel corso degli anni, che si è radicata nelle tante edizioni svolte. Evento che diventa occasione molto importante e anche piacevole per raccontare e conoscere storie che possono essere da esempio per tutti noi e sicuramente rappresentano dei modelli ai quali ispirarsi per il futuro. Il mondo del lavoro, dell'operosità si ritrova qui al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per rendere il giusto riconoscimento a chi ogni giorno si impegna e affronta le sfide dell'essere lavoratore, dell'essere imprenditore. Sfide alle quali si aggiungono, purtroppo lo sappiamo bene, numerosi imprevisti che richiedono nuovi sforzi e richiedono sicuramente una visione comune. E allora ecco che ognuno ci mette il proprio e uniti tutti insieme possiamo continuare a tenere alto il nome di questa terra speciale che è il Friuli Venezia Giulia. Non possiamo far finta di niente, non possiamo dimenticare che cosa sta accadendo nel presente, le difficoltà del contesto internazionale, ma è giusto anche guardare al futuro, un futuro che è nelle nostre speranze, un futuro che è nelle aspettative, nella voglia di fare che ci trasmettono le figure che sono state selezionate per ricevere oggi i premi. Saranno ben 80 quelli conferiti oggi con meccanismi che spiegheremo di volta in volta. E allora saluto intanto gli ospiti che sono già qui con noi sul palco, il Presidente dell'Ente Camerale, Dottor Giovanni D'Apozzo, e il Vicepresidente Michelangelo Agrusti. Un saluto e un ringraziamento al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al Sindaco della città di Udine, Pietro Fontanini. Un saluto e un caloroso benvenuto all'ospite speciale di questo evento. Salutiamo e quindi anche un applauso per Carlo Sangalli, che è Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia. Naturalmente ho il piacere di dare il benvenuto e portare il saluto anche ai tanti sindaci e ai rappresentanti dei territori dove hanno sede le imprese o che sono residenza dei lavoratori che saliranno oggi sul palco. Un saluto particolare poi ai componenti del Consiglio della Camera di Commercio, ai presidenti delle associazioni di categoria e ai loro direttori. Un caloroso benvenuto naturalmente a tutti gli imprenditori e ai lavoratori oggi premiati, un saluto naturalmente che estendiamo anche ai loro familiari, ai loro collaboratori e ai loro colleghi. Allora invito subito al centro del palco il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, per portare un saluto. Prego. Buonasera Sindaco. Buonasera, un saluto a tutti voi, benvenuti nella città e soprattutto in questo bellissimo teatro che quest'anno compie 25 anni e quindi siamo contenti di, come sempre, ospitare dopo una pausa dovuta a questioni che, come ben sapete, questa manifestazione importante che raggruppa tante persone che hanno dato un contributo concreto, ma soprattutto un grande contributo all'economia del nostro territorio. Saluto il nostro governatore Massimiliano Fedriga e Carlo Sangalli, che ci onora la sua presenza qui oggi a Udine. Sono cambiate un po' di cose, sapete che le cose non stanno andando molto bene a livello internazionale. Oggi la notizia è che una città che tra l'altro è gemellata con Udine ha subito un grosso bombardamento, mi riferisco all'Ucraina, alle cose che stanno avvenendo in questa giornata. Quindi un clima veramente ancora molto difficile. E penso che voi che rappresentate l'economia reale del nostro territorio queste cose le sentite in maniera molto molto forte. Ma oggi è giornata anche di riconoscimenti, è giornata di dire bravi a coloro che hanno dato un grosso contributo all'innovazione, alla crescita economica, perché come tutti noi sappiamo se c'è lavoro, c'è progresso, c'è ricchezza, c'è sviluppo per la nostra società. Ecco perché
questi premi che la Camera di Commercio di Pordenone e Udine sta dando a tante persone sono fondamentali per dire alle nuove generazioni anche che il lavoro è importante, è la ricchezza a cui tutti noi dobbiamo tendere, perché con il lavoro si riescono a fare cose importanti. Quindi ancora complimenti a coloro che saranno premiati e ancora benvenuti nella città di Udine. Grazie al Sindaco Fontanini. E allora questo pomeriggio vi diamo il benvenuto qui al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L'ultima edizione, quella del 2021, è stata invece ospitata al Teatro Verdi a Pordenone ed è stata la seconda celebrata dal nuovo ente camerale unico. Il sindaco della città di Pordenone, Alessandro Ciriani, avrebbe voluto essere presente oggi, così come era presente alla cerimonia dell'anno scorso. Purtroppo però per impegni non prorogabili non è potuto essere qui con noi questa sera. Ha delegato però a portare il suo saluto Morena Cristofori, che invito a salire sul palco. Prego per portare il suo saluto. L'assessore Morena Cristofori. Do anche a lei il microfono. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. Saluto questa splendida città, i suoi abitati. Saluto in particolare i presidenti e le autorità tutte. Noi come Pordenone abbiamo appena finito la rassegna Art and Food, che è stata proprio una rassegna di tutti i prodotti della friulinalità, dell'operosità e delle peculiarità della regione Friuli-Venezia Giulia. Sono orgogliosa di rappresentare il Comune di Pordenone, di rappresentare qui una parte del Friuli, l'operosità del Friuli. Saluto le autorità e il Presidente della Regione, il Presidente Sangalli, il Presidente Pozzo, il Presidente Agrusti e il Sindaco. Vi ringrazio dell'ospitalità, complimenti per il splendido teatro e l'accoglienza. Grazie a tutti. Grazie. È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa cerimonia. Prima però di partire con i conferimenti dei premi, chiedo aiuto, in questo caso al primo premiatore, Eva Seminara, che nella Giunta Camerale rappresenta il settore dell'artigianato. E intanto, mentre la dottoressa Seminara sale qui sul palco, andiamo a vedere insieme il logo della Camera di Commercio, segno dell'ottima armonizzazione tra le precedenti realtà camerali dei due capoluoghi. A sinistra il simbolo di Union Camere, a sottolineare l'appartenenza al sistema camerale nazionale, affiancato da un simbolo originale proprio che è l'emblema dell'accorpamento delle due Camere. Il ponte, simbolo di unione con due pilastri, i due territori delle province di Pordenone e Udine sul fiume Tagliamento. È arrivato intanto il primo riconoscimento. I premiati ricevono un diploma di benemerenza con apposta una prestigiosa riproduzione in oro della moneta con cui l'imprenditore Jacopo Linussio pagava le proprie maestranze. Lungimirante esempio di imprenditorialità del Settecento, con impianti dislocati tra la Carnia e San Vito al Tagliamento, proprio a cavallo dei territori che ora costituiscono l'area di competenza della Camera di Commercio. Partiamo allora subito con la categoria contaminazione lavoro e impresa, ovvero i premi riservati ai lavoratori dipendenti di aziende con sede e unità operativa nei territori di Pordenone o Udine. Iniziamo con una lavoratrice premiata che può raggiungerci al centro del palco. Vedrete poi che scorreranno immagini, alcune davvero particolari e singolari, che riguardano anche gli esordi nel mondo del lavoro dei nostri premiati. Allora chiedo a Eva Seminara di avvicinarsi a me, così al centro avremo i premiati. Iniziamo subito da Raffaella Del Degan. La motivazione per il riconoscimento: 30 anni di attività, dipendente della Friuli Julia Appalti SRL di Povoletto. A lei il premio e l'applauso del pubblico. Grazie. Il prossimo premiato è Tiziano Stolfo, 32 anni di attività alla Nives SNC di Mascherin Giuliano NC di Chions.
Proseguiamo con Giuliana Santi, 32 anni di attività all'Autotrasporti Chiarcosso SRL di Udine. Allora, Flaviano Miano, 33 anni di attività, dipendente della Candusso Carpenterie e Lattoneria SRL di Moruzzo. Eccolo! Anche per lei l'applauso del teatro. Proseguiamo con Vallì Santin, 35 anni di attività, dipendente della Pavan Angelo SNC di Brugnera. Eccola al centro del palco. Fabiana Caffi, 37 anni di attività alla Aster Coop, società cooperativa di Udine. Proseguiamo con Massimiliano Persoglia, 37 anni di attività, dipendente della Calzavara SPA di Basiliano. Complimenti anche a lei. È la volta di Alessandra Occhielli, 39 anni di attività, dipendente della Unart Servizi SRL di Pordenone. La prossima premiata è in quiescenza, infatti da bando le imprese possono segnalare anche dipendenti che sono andati in pensione da meno di un anno. E allora invitiamo sul palco Anna Maria Cumini, 39 anni di attività, dipendente di Confagricoltura Udine. Eccola sul palco. Il riconoscimento e anche per lei la foto e il sorriso al pubblico. Con il prossimo lavoratore superiamo i 40 anni di lavoro e questi sono davvero esempi di fedeltà e di dedizione. Franco Comuzzi, 41 anni di attività, dipendente di Impresa Verde Friuli Venezia Giulia SRL di Udine. Ed ora Ornella Guglion è in quiescenza ma ha lavorato 41 anni all'acciaieria Fonderia Cividale SPA. Eccola. Congratulazioni anche a lei, prego. Maria Grazia Mossenta, anche lei in quiescenza da poco, dipendente dell'ente bilaterale agricoltura friulana di Udine, ha lavorato per 41 anni. Congratulazioni anche a lei. È il momento di invitare al centro del palco Fabiola Pertoldi, in quiescenza, maturato, 42 anni di attività e da ultimo dipendente dello studio Martegani Zaggia SRL di Udine. Giuliana Covasso, dipendente della Fantoni SPA di Osoppo, 42 anni di attività. Complimenti, tutti questi anni di attività sembrate giovanissime, ci svelerete il vostro segreto. Giordano Nonis, dipendente della Fratelli Antonini Fu Giulio di Pietro Antonini NC SAS di Maniago, 42 anni di attività. Maria Rosa Martinis, 42 anni di attività alla Solari di Udine SPA. Anche per lei l'applauso. Ed ecco l'ultimo lavoratore a salire sul palco, con davvero tanti anni di onorato servizio. Allora un applauso per Maurizio Vidoni, 43 anni di attività, dipendente della Nord Asfalti SRL di Povoletto. Complimenti anche a lei. E allora dal mondo dei lavoratori con tanti anni davvero di esperienza al mondo dei giovani, o meglio delle strutture che li formano. Il premio Contaminazione Scuola Impresa va nel 2022 all'Istituto Professionale Agrario Sabadini Pozzuolo del Friuli. A ritirare il premio il dirigente scolastico, la professoressa Laura Mior. L'Istituto Professionale per l'Agricoltura Sabadini a Pozzuolo, sede associata dell'Istituto Linussio di Codroipo, ha compiuto 140 anni dalla sua fondazione, guarda al futuro sensibilizzando i giovani studenti verso le tematiche ambientali e la riscoperta delle tradizioni rurali con un occhio attento naturalmente alle innovazioni. Congratulazioni anche a lei. Arriviamo alle imprese, alle loro storie uniche. C'è un riconoscimento che la Giunta ha voluto riservare al giovane imprenditore grazie al coinvolgimento del Comitato Imprenditoria Giovanile di Pordenone Udine, gruppo attivo all'interno della Camera di Commercio che riunisce i giovani imprenditori delle associazioni di categoria sempre dei due territori. E allora il premio Giovane Imprenditore del 2022 è per Chiara Dentesano, socia della Dentesano Salumi SRL di Pavia di Udine. Rappresenta la quarta generazione della famiglia,
Da quasi 10 anni lavora nel salumificio fondato nel 1954 dal bisnonno Angelo. Tanta l'energia e la determinazione di Chiara, di cui non sveliamo l'età, ma insomma è giovane, credo si veda, nei nuovi progetti aziendali improntati sui prodotti ready to eat. Congratulazioni e complimenti. In Camera di Commercio è attivo anche il gruppo Imprenditoria Femminile, cui afferiscono le rappresentanze delle diverse associazioni di categoria dei territori di Pordenone e Udine, e grazie al loro coinvolgimento la Giunta conferisce il premio Imprenditrice 2022 ad Alessia Rampino. Alessia Rampino è imprenditrice dal 2001, rappresentando le realtà aziendali del marchio Coram, che inglobano 2 strutture sanitarie, una struttura tecnica, un ente di formazione. Si occupa di gestione delle risorse umane, di qualità, autorizzazioni, accreditamenti. Si dichiara innamorata del proprio lavoro, crede fermamente nel valore delle persone come elemento fondamentale, imprescindibile per il successo di un'azienda. Complimenti. Ringrazio la dottoressa Seminara per il prezioso aiuto. Naturalmente poi ci rivediamo alla fine della premiazione. Facciamo ora una piccola pausa per quanto riguarda il conferimento dei premi e lasciamo la parola al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone Udine, il dottor Giovanni Da Pozzo. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Siamo alla 68esima edizione, un numero importante, è da molti anni che si svolge questa iniziativa per valorizzare il lavoro degli imprenditori e dei lavoratori nei nostri territori. L'ultima volta a Udine ci siamo visti nel 2019, poi c'è stata l'interruzione nel 2020 per la pandemia, poi lo scorso anno in un formato un po' più contenuto a Pordenone, e oggi ci ritroviamo in una situazione molto complicata. Nel nostro DNA c'è quella di superare i problemi e il 2022 purtroppo si è aperto con qualcosa che nessuno di noi ci aspettava, una guerra, un conflitto, e penso che tutti siamo consapevoli che questa guerra andrà a ridisegnare completamente quelli che sono i rapporti geopolitici e geoeconomici a livello planetario. Non dimentichiamo che dopo il Covid tutti ci si aspettava disoccupazione e quant'altro, invece c'è stata una ripresa in tutti i settori estremamente importante, significativa. Nel 2022, al 30/6, quindi un paio di mesi fa, per la prima volta dopo 5 anni il numero delle imprese ha cominciato a crescere, non più uscite ma ingressi maggiori delle uscite. Le previsioni luglio 2022, Prometeia, crescita della nostra regione, è previsto un PIL del più 0,7%, quello del livello nazionale è molto più basso, qui sappiamo benissimo che dovremo verificare perché i fatti internazionali possono indubbiamente andare a rivedere queste previsioni. Tasso di occupazione al 30 giugno di quest'anno, livello Italia 60,5%, Friuli Venezia Giulia 70,4%, con una crescita rispetto al 19, quindi non al 20, del più 4,3%. Export 2021, Friuli Venezia Giulia più 16,7%, export primo semestre 2022, Friuli Venezia Giulia più 43,4%. Quindi sono dinamiche che vanno prese in considerazione e vanno valorizzate anche in un momento complicato come questo. L'Europa spesso è balbettante, tutti quanti siamo europeisti e crediamo in questo grande progetto. Frase del Presidente Mattarella di 3 giorni fa, in un contesto in cui, voi leggete su tutti i quotidiani, sul problema dell'energia, l'Europa è divisa, balbettante, ognuno cerca di portare a casa quello che può. Mattarella dice: di fronte a chi fa dell'energia uno strumento di speculazione e pressione internazionale, l'Europa è chiamata a rispondere con senso di coesione accresciuta. Presidente Draghi, 2 giorni fa,
nei confronti di Francia e Germania, la recessione è colpa vostra. Tutti i giornali lo riportano e quant'altro, quindi c'è un problema chiaramente che se il tema non viene affrontato a livello europeo è difficile che singoli stati, anche se ognuno è andato un po' per conto suo, la Spagna ha fatto dei suoi provvedimenti, la Francia ha fatto qualcos'altro, ma si riesca a risolvere un problema che è estremamente complicato, di cui alla base indubbiamente l'elemento guerra è la principale motivazione. E su questo noi auguriamo al governo, che deve ancora insediarsi, tutti parlano come ci fosse già un governo, ma c'è un governo, ma il nuovo governo deve ancora insediarsi, di prendere decisioni. È indubbio che il governo deve intervenire, come è stato anche ricordato dai presidenti delle principali associazioni di categoria, in maniera veloce ma anche in maniera importante. E poi abbiamo i territori, molto importante in questo momento. Io ritengo che sia Presidente Fedriga un sostegno di tipo creditizio alle aziende in difficoltà, che si vedono il costo dell'energia raddoppiato, triplicato, in alcuni casi anche con un moltiplicatore molto più alto, che sta creando dei problemi chiaramente di liquidità. E gli strumenti ci sono, Friulia, la prossima Friulia Plus, i confidi sono gli strumenti importantissimi, favorire le comunità energetiche, perché sostenendo gli investimenti delle imprese bisogna anche pensare alla riqualificazione energetica dalle imprese più grandi alle imprese più piccole, dove c'è molto da fare. Le previsioni sono che nei prossimi 10 anni si produrranno cambiamenti più che nei precedenti 100 anni. Ma soprattutto i cambiamenti geoeconomici e geopolitici ci porteranno a guardare più in alcune parti del mondo rispetto ad altre parti del mondo. E quindi questo reshoring dovrà essere fatto verso aree più friendly, dove praticamente ci sono dei valori comuni, ci sono del rispetto delle regole comuni, perché è troppo facile agire con regole completamente diverse e quindi creare anche delle forme di dumping. Oggi abbracciamo, caro Presidente Sangalli, 80 premiati, è un numero molto importante, positivo, di 2 territori che si stanno integrando sempre di più, ma probabilmente sono sempre stati integrati. E questo è il messaggio forse più bello che in questa manifestazione possiamo rappresentare. L'augurio è che possiamo continuare con questi esempi di imprese, con questi esempi di lavoratori, con questi esempi di buona amministrazione, perché le cose devono trovare una coesione comune fra famiglia, impresa, società, pubblica amministrazione e chi ha i ruoli della governance. Ma io ringrazio tutti quanti voi e soprattutto ringrazio i premiati per la dimostrazione di capacità, di forza e di resilienza in un momento complicato come quello che stiamo vivendo. Grazie. E ora, per proseguire nelle nostre premiazioni, invito sul palco il componente della Giunta Camerale per l'Artigianato, Silvano Pascolo, che mi aiuterà nel conferimento dei premi. Vi ricordo nel frattempo che nel biglietto di sala, nel libretto di sala che vi è stato consegnato all'ingresso, troverete riportate le motivazioni complete dei premi, i profili dei premiati, le loro storie di eccellenza. Buonasera, grazie per avermi raggiunto sul palco. Ritorniamo alle categorie da bando 2022 della premiazione. Passo di qua. Conferiamo i premi alle aziende affermatesi in particolare negli ultimi 3 anni sui mercati per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali. Iniziamo dalla sezione delle cooperative e iniziamo con la cooperativa di lavoro San Giorgio di San Giorgio della Richinvelda. A ritirare il premio la presidente Ines Tramontin, che ci raggiunge sul palco. Eccola.
Costituita il 1° settembre 1981 sotto la spinta di Don Pasianotto, parroco di San Giorgio della Richinvelda, con il preciso scopo di occupare personale femminile del luogo, ingranditasi negli anni, ha mantenuto fede agli scopi dei fondatori. Congratulazioni e grazie. Dal pordenonese al tarvisiano, prossimo premio per la cooperazione alla cooperativa. Pluriservizi Valcanale, società cooperativa, a ritirare il premio il presidente del CDA Giuseppe Divora. Attiva dal 1950, nel tempo da mera cooperativa di servizi alle stazioni ferroviarie, si evolve, si trasforma, orientando i propri servizi alla valorizzazione turistica e culturale del territorio, effettuando inoltre un ricambio generazionale completo dei propri vertici, senza inficiare la continuità e solidità aziendale. Congratulazioni anche a voi. Un cambio di sezione, perché ora andiamo a premiare 3 imprese dell'agricoltura, a cominciare da Bolzanello Stefano, a ritirare il premio il titolare dell'azienda, che invitiamo a raggiungerci qui al centro del palco. Buonasera, anche per lei l'applauso della sala. Ha trasformato la piccola azienda di famiglia con sede a Moruzzo dai 5 ettari iniziali, ora si estende su 83 ettari e dal 2015 tutta la produzione è biologica: soia, frumento tenero, miglio, fagiolino d'olico, quest'ultimo una chicca, davvero frutto della sperimentazione che il signor Stefano continua a perseguire. Congratulazioni anche a lei. È ora il momento del Consorzio Produttori Formaggio Montasio, società cooperativa agricola con sede a Codroipo, a ritirare il premio il presidente Dario Roiatti. Per lui e per il Consorzio l'applauso della sala. Dopo oltre 40 anni una sola cosa non è mai stata corretta o rivista dai soci, attualmente 11 cooperative regionali del comparto lattiero-caseario, ovvero utilizzare il Consorzio Produttori come struttura primaria per la valorizzazione del Montasio, unica DOP che la nostra regione vanta nei formaggi. Congratulazioni. La terza azienda nel settore agricolo è la società agricola Le Quattro Stagioni di Gattel, Daniela e CSS di Aviano, a ritirare il premio la titolare Martina Del Savio. Eccola che ci raggiunge al centro del palco. Nel 2009 è Martina Del Savio a fondare la società agricola, rilevando l'azienda dalla mamma Daniela Gattel. L'impresa è specializzata nella produzione di ortaggi e frutta, seguendo nella coltivazione il ritmo naturale delle stagioni, nel rispetto dell'ambiente e valorizzando la territorialità. Complimenti e congratulazioni. E ora la sezione artigianato con 9 imprese alle quali è stato riservato il premio. Partiamo con Agnolon 1860 SRL di Pordenone, a ritirare il premio Eugenio Agnolon. Venga qui davanti a favore di luce di fotografi, venite più avanti. L'attività dell'impresa riguarda la produzione e l'installazione di infissi in legno altamente personalizzabili, con l'introduzione di una linea di design e alte prestazioni termico-acustiche Magis 4.0. Ha premura di tornare a lavorare. Giustamente, se no come si ottengono certi risultati? Siamo alla Alberti SRL di San Daniele del Friuli, a ritirare il premio Carlo Alberti. Prego. L'insegna è la Casa del Prosciutto, l'impresa artigianale dedita alla lavorazione della nostra eccellenza regionale DOP. Il prosciutto di San Daniele è una realtà familiare storica che è naturalmente sulla bocca di tutti. Congratulazioni e complimenti. Ed ora un riconoscimento a Beltrame Barbara di Udine. La titolare Barbara Beltrame non può essere con noi questa sera, siamo già al premio successivo. Si impegna a consegnare il premio a Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli. Leggiamo comunque la motivazione nel mandare ovviamente un saluto a Barbara Beltrame: azienda simbolo dell'eccellenza italiana, espressione del vero Made in Italy, capace di fondere sartorialità, creatività, innovazione e impegno.
Barbara Beltrame realizza abiti da sposa e da cerimonia, dal design contemporaneo, con tessuti di altissima qualità. Facciamo arrivare a Barbara Beltrame il nostro applauso. Proseguiamo con la sezione artigianato con Cautero, creazioni in ceramica di Bianchi Alessandra di Povoletto. Ritirano il premio le sorelle Alessandra ed Elisa Bianchi. Eccole sul palco. Venite più avanti così siete a favore di luce e di fotografo. L'impresa nasce nel 2012, l'attività è rappresentata interamente da artigiane donne, una realtà familiare che non si occupa solo della produzione di oggetti in ceramica, ma anche della divulgazione di questa antica arte che fa parte dell'originale mondo dell'artigianato artistico. Buon lavoro e congratulazioni anche a voi. Siamo alla ESA Energia SRL con sede a Cordenons a ritirare il premio il socio ingegner Deni Paul Darisi. Eccolo che ci raggiunge sul palco. Specializzata nel settore delle energie rinnovabili, soprattutto nella realizzazione di impianti fotovoltaici, sta sviluppando soluzioni verso una gestione efficace ed efficiente dell'energia all'interno degli edifici, sicuramente di grande attualità. Buon lavoro, motivo in più. Congratulazioni anche a lei. Mavis SRL di Remanzacco a ritirare il premio Luisa Zanier. Anche per lei l'applauso di Udine. Una storia di 2 generazioni della stessa famiglia uniti dall'amore per il lavoro accurato e per l'ascolto e il rispetto dei clienti. Nel 2020 l'azienda ha investito importanti capitali per mettere in piedi una linea di produzione di mascherine chirurgiche certificate, mossa da uno slancio sociale nuovo e dalla ricerca del profitto. Congratulazioni anche a lei. La prossima azienda dell'artigianato è Pizzutti, di Pizzutti Matteo NC SAS di San Giovanni al Natisone, a ritirare il premio il titolare Matteo Pizzutti. Specializzata in sedie pieghevoli, ha avuto modo di affermarsi in particolare per quanto concerne gli arredi esterni. Ora grandi e nuovi progetti vedono coinvolta l'impresa nel settore nautico per lo sviluppo degli arredi interni. Un'altra sfida da affrontare. Technic SRL con sede a Udine a ritirare il premio la titolare Kim Michelle Mauro. Congressi, eventi, mostre, showroom, fiere, corner, qualunque sia lo spazio da creare o lo stand da costruire, il servizio fornito è completo, dalla progettazione al montaggio, dall'assolvimento di tutti gli iter burocratici di fiere, trasporti e dogani, alla fornitura di accessori e all'assistenza tecnica durante l'evento. Congratulazioni. È il momento della Walking Sticks SRL di Fiume Veneto a ritirare il premio Giorgio Rizzetto. Attiva da 40 anni, grazie allo stile unico e rigorosamente made in Italy, è diventata leader nella realizzazione di prodotti, giusto per citarne alcuni, come il bastone da passeggio, i calzascarpe, gli ombrelli ed altri accessori di lusso. Buon lavoro! Siamo arrivati al momento del nostro ospite d'onore, l'abbiamo salutato all'inizio della cerimonia, un ringraziamento particolare a Carlo Sangalli per aver voluto onorare con la sua presenza i tanti premiati che sono qui questa sera a teatro. La invito a raggiungere il leggio, intanto dico 2 parole su di lei mentre giustamente raccoglie l'applauso. Assume la presidenza di Confcommercio Imprese per l'Italia nel 2006 ed è rieletto per acclamazione anche nelle ultime elezioni del 2020. Già presidente della Camera di Commercio di Milano, dal 2017 è presidente della Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi, nuova realtà frutto dell'unione delle 3 realtà provinciali precedentemente separate. Dal 2018 al 2021 è presidente di Union Camere, l'Unione delle Camere di Commercio d'Italia. È stato
stato parlamentare della Camera dei Deputati dal 1968 al 1992. Durante i vari mandati ha svolto importanti incarichi, in particolare è stato sottosegretario di Stato al turismo e allo spettacolo e questore della Camera dei Deputati. Al Presidente Sangalli dunque la parola. Prego. Grazie. Cari amici, credetemi, è un grande onore essere qui stasera ad intervenire in un momento così importante e così solenne, potremmo dire, per l'economia del territorio e per le persone che la rendono viva. Peggio di questa crisi, ha detto Papa Francesco, c'è solo il dramma di sprecarla. E il primo modo di sprecarla sarebbe certamente quello di non assumersi le proprie responsabilità, che non significa, ben inteso, prendersi la colpa di fenomeni che sono evidentemente più grandi di noi. Assumersi la responsabilità significa di sforzarsi di capire cosa si può fare per affrontare le cose, spesso finendo così per migliorarle. Assumersi la responsabilità significa assumere il rischio di partecipare. Nelle ultime elezioni abbiamo osservato con preoccupazione la crescita dell'astensionismo di quasi 10 punti percentuali. È come se in questi anni una parte del Paese, la dico così, si fosse chiusa alla partecipazione, come se fosse entrate, lasciatemelo dire così, in un lockdown civico, quasi con l'idea che non si possa più fare la differenza davanti ai fenomeni globali. E questo atteggiamento individuale ha una ricaduta forte anche per le aggregazioni sociali come le associazioni di rappresentanza. In questo contesto l'impegno dei corpi intermedi della società deve essere in un certo senso quello di ancorare la rappresentanza, ancorarla agli interessi reali, agli interessi dei settori economici, delle famiglie e delle persone che lavorano. Da qui alla prima metà del 2023, secondo le stime del nostro ufficio studi come Confcommercio, almeno 120.000 piccole imprese potrebbero cessare l'attività con la perdita di oltre 370.000 posti di lavoro. E 3 sono quindi le priorità che il nuovo governo si troverà ad affrontare da subito, anche in accordo con l'Europa. Fronteggiare l'emergenza energetica, contenere l'inflazione e contrastare il pericolo recessione. E per fare questo servono interventi strutturali, a cominciare dal cosiddetto Energy Recovery Fund, dalla fissazione di un tetto al prezzo del gas e dalla revisione dei meccanismi e delle regole di formazione del prezzo dell'elettricità. Dunque, subito, ripeto, subito, non c'è tempo da perdere, perché da questa crisi, da queste crisi, non si esce mai uguali. Di certo dobbiamo uscirne insieme e senza lasciare indietro nessuno. Questa è la sintesi che mi piacerebbe dare di questa stessa premiazione, una premiazione che, valorizzando le qualità individuali, racconta una storia collettiva dove il particolare diventa generale e lo sforzo personale diventa economia. Con persone e come voi, e quindi ancora il mio ringraziamento, con persone come voi giochiamo a tutto campo, correndo, faticando, sognando, sperando, con responsabilità, con la voglia di crescere, con l'intenzione di difendere i nostri valori, con la voglia di farcela, la consapevolezza di essere e con il coraggio di cambiare. Voi siete, cari premiati, l'economia che fa sviluppo e lo sviluppo che si traduce in economia, la buona economia di cui ha bisogno il Paese. Grazie di cuore e grazie per avermi ascoltato.
E invito a salire sul palco Fabio Pillon, componente della Giunta Camerale per il settore del commercio, che mi affiancherà nel conferimento dei prossimi premi. La prossima categoria è quella dei premi iniziativa imprenditoriale, comparto turistico alberghiero. Saranno 2 premi dai monti al mare. La prima impresa, infatti, è di Sappada, Hotel Val Gioconda di Pontil Scala Lea. A ritirare il premio Lea Pontil Scala. Eccola che arriva sul palco. Alfonso Fontana crea negli anni 40 l'albergo che nel 1982 passa nelle mani della nuora Lea, che fa di questo hotel un luogo unico nel suo genere. Il lavoro della signora Lea prosegue grazie ai figli che prestano la loro opera all'interno dell'azienda, usando anche loro lo stesso impegno. Complimenti a lei e alla famiglia. Siamo al momento del Tenda Bar di Bornacin Federico NC, SNC di Lignano Sabbiadoro. Ritirano il premio i soci Federico Bornacin e Paolo Bartolini, che ci raggiungono insieme. Una bella storia partita nel 1976. Ora l'offerta del Tenda spazia dalle semplici colazioni alla preparazione di numerosi panini, una ricca offerta di cocktail pre e post dinner. Il momento è quello giusto. L'attività prevede inoltre eventi anche fuori dai propri spazi, come feste a tema in spiaggia, che annualmente diventano l'appuntamento dell'estate lignanese. E salutiamo anche il terzo socio che non è presente, non è potuto essere qui questa sera, Raffaele Antonaz. Complimenti e congratulazioni. Sono 6 le imprese del commercio che verranno premiate quest'anno. Iniziamo con il Centro Commerciale Discount SPA di Pozzuolo del Friuli. A ritirare il premio il legale rappresentante Elio Beltrame. Anche per lei l'applauso della sala. Nel 2001 il signor Elio apre il primo punto vendita con la denominazione Centro Commerciale Discount a Pozzuolo del Friuli. Grazie al costante impegno e all'attenzione verso le esigenze dei clienti, ancora oggi può considerarsi la prima scelta di molte famiglie friulane. Ad oggi il Centro Commerciale Discount conta 11 punti vendita in regione e più di 220 collaboratori, che velocemente il signor Beltrame raggiunge. Fred SNC ritirano il premio i soci Renato Paglia e Robert Damo. Eccoli, buonasera. L'Enoteca e ristorante si trova a Udine in via del Freddo, da cui il nome del locale, che è accogliente e unico nel suo genere, dagli arredi innovativi informali che ricordano gli spazi newyorkesi. Congratulazioni, buon lavoro. Siamo a Mar di Presotto Raffaele SNC di Pordenone a ritirare il premio Marco Presotto. Supermercato con a guida una famiglia che ha una forte vocazione al sociale. Dal 2004, oltre alla vendita di merce italiane, vengono inseriti prodotti di importazione da tutto il mondo, arrivando progressivamente ad avere 2000 tipologie diverse di prodotti etnici. Congratulazioni! Si prosegue con la sezione del commercio. Nives SNC di Mascherin Giuliano NC di Chions a ritirare il premio Chiara Mascherin. Chiara ha portato in azienda nel 2018 l'e-commerce e l'adesione nel 2021 al progetto Too Good To Go contro lo spreco alimentare. I titolari, gestendo un'attività di supermercato di vicinato, sono particolarmente sensibili verso il territorio, offrono costantemente il proprio servizio ad associazioni e sostengono progetti locali, e questo sicuramente vi fa onore. Congratulazioni. Siamo a Old West SRL di Povoletto a ritirare il premio la titolare Cinzia Floridi.
Dalla trattoria degli anni 50 alla birreria negli anni 80 con ricercatissimi arredi provenienti da Stati Uniti e Canada, un punto di ritrovo che attrae clientela anche da oltre confine con una proposta completa di birre e piatti a tema. Congratulazioni. Ed ora Radio Studio Nord di Muner Luigi e CSAS di Tolmezzo a ritirare il premio, il fondatore e titolare Luigi Muner. Radio Studio Nord è una vera istituzione nell'Alto Friuli, il palinsesto giornaliero si articola in trasmissioni musicali, di intrattenimento, radiogiornale, eventi in diretta, animazione in manifestazioni diverse con diretta radio, gestione del portale informativo Studio Nord News e sportivocarnico.it, oltre alla presenza massiva sui vari social. Buon lavoro e congratulazioni. Arriviamo alla sezione dell'industria dei premi da bando per l'iniziativa imprenditoriale e partiamo da Friul Parket SRL di San Giorgio di Nogaro a ritirare il premio Elia Bolzan, presidente del CDA. L'impresa progetta e realizza parquet destinati alla pavimentazione di ogni tipo di ambiente, sia esso moderno che classico, costante sperimentazione e sviluppo di sistemi produttivi e tecnologie all'avanguardia consentono all'impresa di proporre una vasta gamma di prodotti di alta qualità. Complimenti. Proseguiamo con i premi al settore industria, lo facciamo con Inflex SRL di San Giovanni al Natisone a ritirare il premio l'amministratore delegato David Tomasin. Eccolo che ci raggiunge. Inflex occupa 105 dipendenti nella sede di San Giovanni al Natisone, controlla altre 3 società, siti in regione in Serbia. Si occupa della produzione di imballaggi flessibili con soluzioni sostenibili realizzate per soddisfare le esigenze dei clienti nelle diverse applicazioni. Congratulazioni! Ringrazio il dottor Pillon, la invito ad accomodarsi in sala, anche per lei poi l'invito a ritornare sul palco alla fine della cerimonia. Invito la componente della Giunta Camerale per il settore industria, Anna Mareschi Danieli, a raggiungermi sul palco. Buonasera. Proseguiamo con i premi per l'industria nella sezione iniziativa imprenditoriale. È il momento di avere sul palco MEP, Macchine Elettroniche Piegatrici SPA di Reana del Roiale, a ritirare il premio Michela Del Fabbro, vicepresidente. Difficile riassumere i traguardi raggiunti da MEP, leader nel proprio settore. Per i figli del fondatore Remigio sono dei punti di partenza. L'offerta è dedicata sia al settore civile sia a quello infrastrutturale, presente in oltre 128 paesi con oltre 10.000 macchine installate nel mondo. Grazie, congratulazioni e ancora buon lavoro. È la volta del Mobilificio San Giacomo SPA di Pasiano di Pordenone a ritirare il premio Maurizio Piovesana, figlio del fondatore Gabriele. Buonasera anche a lei. L'azienda, grazie anche all'acquisizione nel 1987 della storica Maisons Cucine, produce programmi d'arredo per la zona giorno e notte, sempre in continua evoluzione con una vastissima scelta di materiali, misure e complementi personalizzabili. Congratulazioni anche a voi. Ed ora Modula Group SRL di Martignacco a ritirare il premio l'ingegner Igor Spizzo, amministratore unico. Anche per lei l'applauso del Giovanni da Udine. Specializzata nella produzione e posa di serramenti in alluminio, rivestimenti di facciata realizzati su misura, curando tutti gli aspetti, dal risparmio energetico alla sicurezza fino al design. Grazie e congratulazioni.
Ed ora Moretto Giuseppe SRL di Pordenone a ritirare il premio il titolare Giuseppe Moretto. La ditta è specializzata nelle demolizioni civili e industriali selettive, bonifiche di siti inquinati, trasporto e trattamento rifiuti. E infatti la filosofia aziendale recita: demolire significa porre le basi per ricostruire. Moretto oggi gode di una solida reputazione nel Triveneto. Complimenti! Pezzutti Group SPA di Fiume Veneto a ritirare il premio il CEO Emanuele Bassetto. Oggi è tra i maggiori player del mercato dello stampaggio ad iniezione per i settori home design, packaging alimentare, tessile e arredamento. Può contare su 4 stabilimenti con 36.000 metri quadrati produttivi, 2 centri logistici per 15.000 metri quadrati. Sono impiegati oltre 260 dipendenti. A lei e a tutti loro. Congratulazioni, complimenti. Sul palco la Preco System SRL di Gemona del Friuli a ritirare il premio Raul Venier, amministratore unico. L'acronimo PRECO sta per Produzioni e Sistemi Ecologici, infatti dalle plastiche post-consumo recuperate attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, crea arredi per spazi esterni in armonia con l'ambiente circostante. Numerosi brevetti realizzati e le attività svolte in tutto il mondo. Complimenti e buon lavoro. Tomasella Industria Mobili di Tomasella Paolo NC SAS con sede a Brugnera a ritirare il premio Paolo Tomasella. Con più di 70 anni di attività, uno stabilimento produttivo di oltre 120.000 metri quadri, circa 400 dipendenti, Tomasella è un'impresa cardine nel sistema arredo Made in Italy che bilancia una solida storia aziendale con la propensione verso l'innovazione tecnologica e creativa. Complimenti. Il bando di concorso per i premi riservati alle imprese si concentra ora sulla specialità del passaggio generazionale. I premi sono riservati alle ditte caratterizzate dalla proprietà e conduzione familiare da almeno 3 generazioni. Per il settore agricoltura il premio va alla società agricola Staffus SS a Gorgo di Latisana. A ritirare il premio il titolare Daniel Staffus. Giunta alla 3ª generazione, la società agricola si dedica alla coltivazione di seminativi, frutteti e vigneti. Nel corso del 2021 ha realizzato una cantina per la lavorazione delle proprie uve e per la vendita dei mosti e del vino in fermentazione. A inizio 2022 è stata avviata anche l'attività agrituristica. Buon lavoro, complimenti. Per il settore artigianato il premio passaggio generazionale va a Zincoflex di Pizzioli Emilio, di Pizzioli Giorgio NC SNC di Pordenone. Non è potuto essere con noi qui questa sera il cavalier Primo Pizzioli. Leggiamo la motivazione del premio. Giunta alla 3ª generazione della famiglia in azienda, l'attività esercitata riguarda la costruzione e conseguente vendita di reti per letti, letti in ferro, brandine rigide o pieghevoli, letti a castello, apparecchiature similari di ogni tipo e forma, nonché degli accessori relativi. Sarà Silvano Pascolo poi a far avere nelle mani del cavaliere Primo Pizzioli questo riconoscimento. E intanto proseguiamo con il settore turistico alberghiero. Il premio passaggio generazionale va a Viaggi Lucangeli SNC di Pordenone a ritirare il premio Paolo Lucangeli. Felici passaggi generazionali per l'Agenzia Storica di Pordenone, Viaggi Lucangeli, che ora vede alla guida il figlio Paolo e la nipote Katia, punto di riferimento per i viaggi di lavoro e le vacanze, sia per la totalità dei servizi turistici resi ai clienti, sia per l'esperienza professionale acquisita in 50 anni di attività. È partito per le vacanze.
Buon viaggio! Per il settore commercio il premio va alla Boutique della Frutta di Andrea Freschi, NC SAS di Udine. A ritirare il premio Simone Freschi, socio dell'azienda. L'impresa, anche qui alla terza generazione, svolge l'attività di commercio di ortofrutta, salumi e formaggi. È specializzata nella produzione di verdure di quarta gamma, si occupa di produzione di ortogastronomia, oltre a svolgere servizi di fornitura pasti e banchetti per feste, eventi e cerimonie. Complimenti e buon lavoro. L'ultimo premio per il passaggio generazionale va al comparto industriale e quindi chiamiamo Calzavara SPA di Basiliano a ritirare il premio il dottor Massimo Calzavara, amministratore delegato. Leader nella progettazione e costruzione chiavi in mano di reti di telecomunicazione mobili, sicurezza, impianti SOV. Oggi ai vertici dell'azienda sono presenti 3 generazioni di Calzavara. Lucio, fondatore e vicepresidente, Marco, presidente, Massimo, amministratore delegato, a dimostrazione di come il futuro sia la più grande eredità davvero che si possa ricevere. Complimenti e buon lavoro. Grazie a Anna Mareschi Danieli per il supporto nelle premiazioni, attenderemo anche lei. Salutiamo Carlo Sangalli. Allora, ci deve lasciare, ci sono altri impegni? Momentaneamente, assolutamente. Lasciarla ai suoi impegni. Lo facciamo ancora con un applauso. Allora, inizio con le buone notizie. Sono qui per ringraziarvi, perché i numeri che ricordava prima il Presidente D'Apozzo sono testimonianza che la comunità del Friuli Venezia Giulia e quindi il comparto produttivo di questa regione, le imprese, tutte le attività produttive hanno avuto una reazione fortissima a seguito della crisi legata alla pandemia. E questo è frutto di una comunità. E di questo ne vado orgoglioso. Io sono presidente pro tempore di questa regione, ma questa comunità rimane indipendentemente dal presidente della regione. Ed è la nostra forza. Ed è la forza di questo territorio che mi auguro possa sempre di più continuare a dimostrare quello che vale a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Dico livello internazionale perché la nostra regione sta venendo guardata con grande interesse da parte soprattutto di quei paesi che sono nell'area del centro-sud Europa, soprattutto anche a seguito della crisi internazionale, di cui dopo magari ovviamente su cui dopo vorrei soffermarmi, ma stanno guardando con grande interesse questo territorio come alternativa rispetto a un blocco oggettivo che esiste nelle possibilità logistiche e commerciali con alcune aree del mondo. Non a caso pochi giorni fa, poche settimane fa, è stato firmato un protocollo, pensate, con la Lituania per vedere il Friuli Venezia Giulia quale piattaforma logistica per tutti quei paesi baltici compresi. Oggi stiamo vedendo che i grandi investimenti non seguono esclusivamente una logica di convenienza del mercato, ma seguono anche logiche di interesse geopolitico. E per questo molti investimenti si stanno spostando. Si stanno spostando dal Far East per guardare a democrazie più stabili e che possano dare maggiori garanzie. Questo è un processo che sicuramente su cui noi dobbiamo inserirci per dire esiste anche il Friuli Venezia Giulia, scegliete la nostra regione perché non per per tutti. È altrettanto vero che dobbiamo avere la capacità anche di collaborare con paesi dove ci sarà un'attività di reshoring che in alcuni casi può essere all'interno di paesi europei, in altri casi può essere in paesi amici o paesi molto più vicini rispetto a quanto conoscevamo oggi, su cui noi possiamo diventare, diciamo, territorio di collegamento. Noi non possiamo pensare che il sistema produttivo e sociale europeo paghi un prezzo inaccettabile. Perché oggi stiamo vedendo degli aumenti che non è, dice, c'è stata, soprattutto sul gas, degli aumenti inflattivi.
Stiamo vedendo degli aumenti speculativi che sono insostenibili. Su questo la Regione ha cercato di mettere in campo delle misure, ne metterà ulteriori a novembre, quindi lo annuncio, proprio per le linee di credito che le aziende devono avere, come veniva sollecitato sia dal Presidente Giovanni D'Apozzo che anche da Michele Agrusti, più volte ci siamo sentiti su questo. Metteremo in campo anche le misure, ve lo dico, nella prossima legge di assestamento anche per i privati. La grande sfida è andare a rivedere le regole, ipotizzare appunto questo price cap europeo, dopodiché si possono mettere risorse pubbliche. Sì, penso che le risorse pubbliche però messe antecedentemente a un tetto rischiamo di dare i soldi alle speculazioni e non invece alle imprese e ai cittadini. Quindi è chiaro che è una situazione estremamente difficile. Una situazione estremamente difficile e però voglio concludere questo intervento con una ventata di ottimismo perché dalle notizie che ho, conto poco, quindi prendetele per quello che sono, però che credo che al prossimo Consiglio dei Ministri europeo del 20 ottobre ci potranno essere delle notizie positive, un passo in avanti finalmente. Finalmente. Faccio l'appello all'Europa perché ritorni quello spirito collaborativo che abbiamo visto durante il Covid. Chi vuole veramente l'Europa difende le comunità europee e noi penso che ne abbiamo diritto di farne parte e abbiamo diritto di ricevere delle risposte. Grazie mille. Per continuare con l'assegnazione dei premi, invito sul palco Massimo Paniccia, componente della Giunta Camerale per il settore delle piccole e medie industrie. Abbiamo una nuova sezione che la Giunta Camerale ha introdotto nel bando del 2022, il premio agli studi professionali. Grazie anche a Massimo Paniccia per il supporto. Il primo dei due riconoscimenti va allo studio tecnico associato ingegner Sandro Rossi, geometra Hermes Leonarduzzi, geometra Enzo Rossi, con sede a Udine. A ritirare il premio l'ingegner Sandro Rossi. Nato nel 2006, dove sono confluite realtà professionali operanti sul territorio fin dal 1976, la struttura tecnica promuove e sviluppa progetti in ambito pubblico e privato nei settori dell'edilizia abitativa, scolastica, sportiva, sanitaria e industriale, nelle infrastrutture e nell'impiantistica, nella maggior parte dei casi seguendo anche la direzione dei lavori. Complimenti! Il secondo riconoscimento agli studi professionali è stato riservato a Dair Architects di Udine. A ritirare il premio l'architetto Fabio Passon. Lo studio nasce dalla passione dell'architetto Fabio Passon per il design, l'architettura, la progettazione degli interni e per il restauro. In questi ambiti Dair, anche con le competenze dei singoli collaboratori, ha sviluppato dal 2009 progetti e realizzazioni in tutta Italia e anche all'estero. Complimenti. I prossimi 3 premi sono stati stabiliti dalla Giunta Camerale nella categoria Impresa 4.0 per quelle realtà che hanno avviato percorsi complessi ispirandosi a Industria 4.0 per orientare al futuro la propria produzione e i servizi offerti. Partiamo subito con Tenimenti Civa SRL di Povoletto. A ritirare il premio il titolare, dottor Valerio Civa. A febbraio 2022 viene fondata la Tenimenti Civa 4.0 a Povoletto, una cantina innovativa dotata di un sistema di gestione digitale sofisticato che, oltre a tracciare ogni attività dalla ricezione dell'uva sino all'imbottigliamento, registra le informazioni trasformandole in dati utili per prendere le migliori decisioni in termini di efficienza dei processi produttivi. Complimenti e buon lavoro! Siamo alla Metalmed SRL di Udine. A ritirare il premio Michele Cioffi.
L'azienda è specializzata nella creazione di dispositivi odontoprotesici, ortodontici, di chirurgia orale, maxillofacciale. Ha portato la tecnologia 3D Selective Laser Melting sul territorio regionale, diventando il centro di riferimento della stessa. Complimenti. È il momento di Gruppo Illiria SPA di Udine a ritirare il premio l'amministratore delegato Mario Toniutti. Eccolo sul palco. L'impresa ha avviato fin dal 2019 un importante progetto di informatizzazione delle proprie apparecchiature commerciali installate presso la clientela. Ad oggi ha dotato oltre 6.000 dei propri distributori automatici con sistemi telemetrizzati di interconnessione bidirezionale che consentono il collegamento da remoto con il sistema operativo interno. E poi si dice quanto è facile bere un caffè. Complimenti! Il bando ha riservato un premio speciale all'idea imprenditoriale del terzo millennio, ovvero realtà che hanno colto le opportunità del mondo contemporaneo per farne nuovi modelli di business. A giudicarselo sono 4 distinte realtà. La prima è Nutrizione Prevenzione SRLS di Pordenone. A ritirare il premio l'ingegner Maurizio Fratta, presidente del CDA. Il centro medico ha saputo trasformare una prospettiva nefasta dovuta alla carenza di visite mediche specialistiche per colpa del lockdown in un'occasione di rilancio, fornendo un servizio fondamentale per la popolazione. Grazie a nome di tutti. Congratulazioni. Ed ora Cici Bonbon di Ciot Cinzia di Porcia a ritirare il premio la titolare Cinzia Ciot. Anche per lei l'applauso. Una storia di resilienza, riscatto tutta al femminile. Cinzia Ciot, in un momento di profonda crisi lavorativa e personale, trova il suo nuovo obiettivo nella realizzazione di una microimpresa domestica, possibile attraverso l'applicazione di normative europee in forma pionieristica per il nostro territorio. E speriamo che faccia da apripista per altre realtà come la sua. Complimenti. CS Canoe di Spagnol Sandro di Sacile a ritirare il premio il titolare, il signor Sandro. Anche per lei il diploma di benemerenza, la foto. La CS Canoe ha sviluppato la tecnologia dell'infusione applicata alla costruzione di piccole imbarcazioni come i kayak per l'uso amatoriale e per la competizione. La ricerca, che continua ancora oggi, ha richiesto una lunga sperimentazione con la definizione di procedure specifiche per ogni categoria di kayak. Complimenti. Ed ora la Fototerm SRL di Gonars a ritirare il premio l'ingegner Luca Maresia, vicepresidente. L'azienda, operante da 15 anni nel settore delle fonti energetiche rinnovabili di tipo solare, ha maturato un elevato livello di competenza ed esperienza necessarie per proporre al mercato un ventaglio di soluzioni tecnologiche, finanziarie e gestionali fondamentali per implementare il modello di business della green economy nell'industria del terzo millennio. Complimenti. Ed una sezione particolare del bando è stata riservata al premio Valorizzazione Patrimonio Culturale, una delle funzioni che l'ente camerale ha acquisito. E il premio va all'azienda Emporio ADV SRL di Udine. A ritirare il premio Marco Finoia, direttore creativo dell'agenzia. Da oltre 20 anni l'Emporio ADV opera nel mondo della comunicazione e da semplice studio grafico si è evoluto fino a diventare quella che è a tutti gli effetti una tra le realtà più importanti e solide del settore in Friuli Venezia Giulia. Complimenti.
Un altro premio del bando è per l'impresa in Europa. Se lo aggiudica Friul Mosaic SRL di San Martino al Tagliamento. A ritirare il premio Tiziana Bertoia, amministratore delegato. Produce e commercializza prodotti dell'arte mosaica per il settore edile, lapidio e artistico, oltre al commercio di complementi di arredo in marmo, prodotti per la manutenzione e l'applicazione del marmo. Una splendida realtà proiettata al continente europeo. Complimenti e buon lavoro. Invito adesso il Presidente D'Apozzo e il Vicepresidente Agrusti a raggiungermi qui al centro del palco perché proseguiamo la nostra cerimonia con i riconoscimenti speciali che la Giunta ha destinato a diverse realtà dei territori di Pordenone e Udine. Per quello vi vogliamo qui insieme al centro del palco. Il primo riconoscimento speciale va a Magi Sass, con sede a Udine. A ritirare il premio il titolare Roberto Romano. Ci raggiunge direttamente dalla platea. È il 2003 quando Roberto Romano e Giuliana Petris decidono di dare nuova vita ad un'antica osteria ad un passo dal Duomo di Udine, l'attuale osteria alla Tavernetta, un luogo che nel tempo ha acquisito toni sempre più raffinati, fino ad offrire ai propri ospiti una cucina dal fascino contemporaneo, intimamente legata al territorio e alle sue tradizioni. Ecco l'applauso. Complimenti. Prossimo riconoscimento speciale a Katia Mignogna, Arte Libro, Società Cooperativa Sociale Onlus, Udine, che ci raggiunge dalla platea, per l'impegno profuso nella valorizzazione costante della persona e della sua unicità. Imprenditori sociali è così che Katia Mignogna ama definire la Società Cooperativa Sociale Arte Libro, perché spiega siamo soci lavoratori, la maggior parte dei quali disabili fisici e psichici. L'attività della cooperativa prende il via nell'84 per volontà dell'allora presidente della comunità Pier Giorgio di Udine, Don Onelio Ciani. Il riconoscimento tifo da stadio, non da teatro. Complimenti e grazie. Il prossimo riconoscimento speciale è attribuito a Tullio Adriano Nardin con falegnameria a San Vito al Torre per l'elevata competenza, il pregio e la cura delle proprie lavorazioni artigianali di falegnameria. Ci sta raggiungendo dalla platea sul palco. Tullio Nardin, con i suoi 82 anni, dirige ancora in modo eccellente la propria impresa, coadiuvato dal 96 dal figlio Federico, al quale è destinata l'eredità della guida dell'impresa, che attualmente conta 6 collaboratori. Congratulazioni, congratulazioni, complimenti davvero. Un bel esempio, complimenti. Ci raggiunge sul palco dalla platea Lucio Meroi, al quale va il prossimo riconoscimento speciale per la passione, l'intraprendenza commerciale nella conduzione dell'azienda di famiglia. Eccolo. È il 1959 quando, appena 14enne, Lucio Meroi entra con il fratello Marcello nell'azienda aperta dal padre Aldo 7 anni prima a Butrio. Oggi, anche se l'attività dal 2018 è gestita dal figlio Filippo, Lucio è sempre presente in negozio, con lo stesso desiderio di imparare e di trasmettere le proprie conoscenze. Ma se non lo si trova in azienda, allora sicuramente sta pedalando in sella alla sua Atala da grande appassionato di bici qual è. Complimenti per tutto.
Siamo al prossimo riconoscimento speciale che viene conferito ad Antonella Rigo, Ritmea, società cooperativa sociale di Udine, quale figura dalle doti umane, professionali di alto profilo nella gestione educativa delle disabilità. Complimenti. Antonella Rigo è l'ideatrice, l'anima del progetto AMI. Nasce dalla Scuola di Musica Ritmea di Udine e si pone un obiettivo nobile, quello di promuovere i processi di apprendimento e di integrazione con azioni didattiche sperimentali a favore di bambini, ragazzi e adulti con disabilità. Grazie da parte di tutti noi, anche a lei. Il prossimo riconoscimento speciale se lo aggiudica Roberto Bortolotti. Bortolotti SNC di Roberto Bortolotti NC di Codroipo, quale imprenditore esperto nel settore delle auto con spirito innovativo ha saputo tracciare una lunga storia di successo. Lo accogliamo sul palco con un applauso. Complimenti. L'impresa di cui oggi è titolare Roberto Bortolotti è sorta nel lontano 1934 ad opera del padre Giovanni come officina di riparazione generica, anche grazie all'insostituibile moglie Flavia, recentemente scomparsa. La fama che Roberto Bortolotti porta con sé orgogliosamente da anni è quella di un imprenditore serio, capace, pronto a cogliere ogni opportunità per la crescita e lo sviluppo dell'impresa. Complimenti anche a lei. Il prossimo riconoscimento speciale va a Drive Evolve SRL di Tavagnacco a ritirare il premio Massimiliano Collino, consigliere di amministrazione. Un premio che va a questa come realtà altamente innovativa e qualificata nella gestione delle flotte aziendali. Complimenti. Frutto di un'idea realizzata con passione e determinazione, diventata un progetto imprenditoriale realizzata da Giovanni e Massimiliano Collino, li vediamo insieme sul palco, assieme ad un team di collaboratori altamente professionale e motivato. L'azienda si occupa di gestione delle flotte aziendali, finalizzata all'innovazione dei processi aziendali, alla sostenibilità ambientale e al contenimento dei costi. Anche questi temi di grande attualità. Il prossimo riconoscimento speciale se l'è aggiudicato Cinema Zero di Pordenone a ritirare il premio Marco Fortunato, presidente. Cinema Zero quale punto di riferimento per l'eccellenza delle iniziative culturali legate all'audiovisivo. L'applauso del pubblico di Udine per Cinema Zero. Associazione culturale nata nel 1978 a Pordenone dalla volontà dei suoi fondatori di condividere la passione per il cinema con il più ampio pubblico possibile. Oggi, a distanza di oltre 40 anni, rappresenta uno dei più importanti riferimenti culturali del territorio. Attualmente gestisce 7 schermi su 4 strutture tra Pordenone, Sacile e Lignano, organizzando oltre 3.000 proiezioni all'anno. Grazie e complimenti. Prossimo riconoscimento speciale per Pierino Fazzolari, Malina SRL di San Giovanni al Natisone, quale figura di spicco nel settore delle sedute ha saputo tracciare una lunga storia di professionalità e di passione. Buonasera, complimenti anche a lei. E il riconoscimento. È il 1973 quando Pierino Fazzolari fonda l'impresa Malina in un capannone in affitto a Moimacco. Nel luglio del 77 si trasferisce a San Giovanni al Natisone su un terreno di 30.000 metri quadri. Attualmente lo stabilimento copre 7.000 metri quadri, quelli coperti all'inizio erano meno della metà,
Fin dall'inizio l'impresa fabbrica sedie finite. Negli anni il signor Fazzolari ha saputo diversificare l'attività in diversi settori produttivi, non solo nel comparto arredamento, e ha voluto ritornare al territorio avendo una sensibilità per il settore sociale, infondendo energie e entusiasmo nel settore sportivo a vantaggio dei giovani. Grazie. Ancora un riconoscimento speciale che va a Fazioli Pianoforti SPA di Sacile. A ritirare il premio Paolo Fazioli, presidente del Consiglio di amministrazione, quale realtà prestigiosa, riconosciuta a livello mondiale per la produzione di pianoforti a coda e da concerto, dalla straordinaria personalità e bellezza. Complimenti. Fazioli produce pianoforti a coda e da concerti dal 1981, anno in cui l'azienda venne fondata per iniziativa di Paolo Fazioli, ingegnere e pianista. La storia dell'azienda è caratterizzata da un crescendo di successi. La produzione si orienta oggi sui 140 pianoforti all'anno che raggiungono, oltre al mercato europeo e nordamericano, anche Cina, Estremo Oriente, Australia e paesi emergenti. Da sempre concentrata sugli aspetti tecnologici, produttivi e creativi, ogni giorno Fazioli guarda alle nuove sfide come ad occasioni per scrivere un ulteriore capitolo di quella storia del pianoforte che certo non si intende tradire, ma portare avanti con ingegno. Complimenti. Chiedo al Presidente D'Apozzo di rimanere con me al centro, Agrusti la richiamerò più avanti, perché siamo arrivati a un momento importante, quello per il conferimento delle targhe dell'eccellenza. Raggiungiamo di fatto il clou di questa cerimonia. Le targhe contengono la medaglia in oro e una prestigiosa riproduzione della moneta con cui l'imprenditore Linussio pagava le proprie maestranze, lungimirante esempio di imprenditorialità del Settecento. La targa dell'eccellenza per l'economia va a Giovanni Fantoni, che invitiamo qui sul palco. Leggiamo la motivazione intanto. Venite più avanti a favore di Lucci. Imprenditore rigoroso, concreto, tenace nel perseguire gli obiettivi rivolti alla ricerca e al total design in ambito produttivo aziendale. Ha saputo costruire un percorso innovativo per il gruppo Fantoni, affermando la posizione di realtà leader mondiale nella produzione di pannelli in MDF e truciolare, di laminati, carte e melamminiche, di sistemi per l'ufficio e sistemi fonoassorbenti. Il suo impegno va oltre al sostegno del territorio, con importanti incarichi tesi a promuovere il rilancio del manifatturiero e a stimolare il continuo cambiamento nelle aziende per dare forza all'industria locale, contribuendo con il proprio operato ad accrescere riconoscibilità e credibilità della terra friulana. Giovanni Fantoni. La prossima targa dell'economia va a Giuseppe Bono. Purtroppo Giuseppe Bono non è potuto essere qui con noi questa sera, però chiamo sul palco per ritirare il premio e poi consegnarlo a Giuseppe Bono il direttore generale di Confindustria regionale FVG Massimiliano Ciarrocchi, il quale poi avrà cura di consegnare il premio. Leggiamo insieme la motivazione. Manager di grande visione, è riuscito nella sua lunga carriera al servizio di numerose aziende pubbliche ad imprimere il suo tratto forte, energico, all'insegna costante del rinnovamento e della crescita aziendale. Ha saputo collezionare con caparbietà sin da giovane una lunga serie di successi con incarichi di sempre maggiore responsabilità fino alla guida di uno dei più importanti complessi cantieristici del mondo, infondendo uno spirito e un approccio gestionale vincenti. Con il proprio operato ha contribuito ad accrescere a livello mondiale la riconoscibilità e la credibilità del nostro territorio e del nostro Paese. Grazie per aiutarci in questa consegna da remoto a distanza.
Vi invito a rimanere ancora sul palco perché è arrivato un momento importante di questa cerimonia, importante e toccante, perché la targa che consegniamo adesso è una targa dedicata alla memoria di Omar Monestier. E allora invito sul palco a ritirare questo premio la signora Sara Casol Monestier e il direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. Professionista competente, uomo di carattere, concreto, dinamico, con la dote preziosa di sapersi calare con coscienza e consapevolezza nella realtà del territorio e di raccontarlo con onestà, utilizzando il tocco raffinato e cortese che gli è sempre appartenuto. La cura affettuosa della comunità dei lettori, il dialogo intelligente e stimolante con le categorie sociali e produttive, l'obiettività, l'attenzione, l'amore sincero verso questa terra, dalla città ai piccoli paesi che ne sono l'anima, hanno caratterizzato il suo ritratto di giornalista e direttore caparbio e generoso e di firma prestigiosa nel panorama italiano. Grazie alle sue capacità e al suo instancabile impegno ha contribuito ad accrescere la riconoscibilità e la credibilità del Friuli. Grazie. Con questo applauso arriviamo verso la conclusione. Lascio il microfono al Presidente D'Apozzo. Bene, io mi auguro che questa 68esima edizione abbia avuto un significato. Il momento è difficile, ma guardiamo avanti. Il futuro è sempre più interessante e misterioso di quello che l'oggi rappresenta e indubbiamente ci ritroveremo alla prossima edizione, alla 69esima edizione, sperando che quello che stiamo attraversando in questo momento sia un ricordo come lo è il periodo della pandemia, dei lockdown e quant'altro. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.